Rotazione di dirigenti al comune di Agrigento. In tutti sono 6 funzionari apicali ai quali il primo cittadino ha affidato i nuovi incarichi, attribuiti, si legge nel corpo del provvedimento, facendo riferimento alle competenze professionali derivanti dai titoli di studio, nonché da specializzazioni o esperienze formative specifiche, nonché all'esperienza lavorativa acquisita all'interno dell'ente. Il nuovo ingegnere capo del settore infrastrutture è Franco Vitellaro, per lui un ritorno perché lo era già stato dal 2000 al 2006. Poi una parentesi alla guida del nodo sistema informatico territoriale di Agrigento che l'ha visto impegnato alla realizzazione di importanti lavori come quello riguardante lo studio del centro storico della città dei Templi o come la creazione del sito dedicato alla consultazione dei dati relativi al PRG direttamente sul web. L'avvocato Tonin Sala, col nuovo dirigente responsabile del settore affari generali ed istituzionali, affari legali, servizi sociali. Cosimo Antonica lascia il comando della Polizia Municipale che va a Gaetano Di Giovanni e va a dirigere il settore attività produttive, trasparenza e anticorruzione, servizi demografici. L'ingegnere Giuseppe Principato, dirigente responsabile del settore territorio e ambiente ed anche del settore servizio, sanità, ecologia, energia. Giovanni Mantione resta al suo posto e continua a dirigere il settore servizi finanziari. Lascia la posizione di dirigente l'architetto Gaetano Greco, in pensione in clima modica.